Oggi andiamo in direzione Lago Rai, rifugio Carlettini alla nostra partenza e ora andiamo a recuperare il miguello. Check dell'arva, direi che funziona. Siamo partiti, ci troviamo nel Lago Rai meridionale, andremo alla cima, l'Asteati, ci aspettano 900 metri di dislivello all'incirca e 7 km e mezzo. Lo zaino è enorme, pesa una fucilata. Speravamo di trovare un po' di neve, ma la situazione è calura, ma va bene così, va bene così. Abbiamo già sbagliato sentiero, ci siamo fatti 300 metri a vuoto, ma fa niente. Stiamo facendo una gran fatica, abbiamo già fatto comunque un po' di dislivello, tipo 300-400 metri, 3 km ormai, molto caldo e infatti facciamo una gran fatica. Neve non ce n'è, male. In spiaggia Pinarella, prendere il sole, mostrare un po' la coscia. Boh, che roba, che cosciotto! Ci siamo messi le ciaspole. Finalmente abbiamo trovato un po' di neve, ce le siamo messe giusto perché pesano troppo. Non so se si riesce a intravedere qua, ma si vede la luna. Ok, ci siamo fermati qui, da questo monumento ai caduti. Sarà l'una, sarà circa l'una. Ci mancano circa 4 km e mezzo. E ora mangiamo perché abbiamo fame, bisogna recuperare energie. Ora c'è neve, la fatica aumenta, ma il peso dello zaino cala, quindi si gode. Siamo ripartiti, c'è un paciugo incredibile. Ci infiliamo nel bosco. Laghi Lasteati, 30 minuti. E il sentiero lo tracciamo noi. Si fa sentire. Com'è? Dura. Si sente, eh? Soprattutto se è così fino alla fine. Qua stiamo vedendo la meta. Siamo arrivati, diciamo, no, siamo agli aghi davanti, qui da noi. La neve è morbida. Qui possiamo notare una ex valanga ormai vecchia. Probabilmente il punto tenda alla fine sarà questo colle, perché mica è un po' infortunato. Qua si può vedere la Y dove si dividono le nostre tracce. Il miguello si trova là, io mi trovo su questa cresta qui. Vista suprema su questo lato della vallata. Tanta neve e finalmente inizia ad essere buona proprio quando finiamo di camminare. Qua si riesce a vedere tutto il mio tracciato su cresta, molto faticoso. Abbiamo Cima d'Asta che ci controlla, ci tiene d'occhio, che meraviglia. Ci troviamo finalmente sulla cresta, qua davanti c'è la cima Lasteati, non ci andremo perché come si può ben vedere qua sono tutti distacchi da valanga, quindi meglio non rischiarsela anche perché mi trovo da solo in questo momento. Qua davanti c'è il bivacco, vado a dare un occhio. Sono salito lungo cresta qua, penso che si riesca a vedere, non lo so sinceramente. Qua possiamo vedere il miguello che scava, che crea il buco per la notte. Eccolo qua, ora lo raggiungiamo. Che evento! Baito Lasteati, ristrutturato nel 2003, penso di leggere. Bellissimo! C'è giusto un po' di neve, giusto un po'. Diciamo ho provato a liberare l'ingresso, cosa che ho fatto, volevo agevolare magari chi arriva dopo, dato che comunque io non ci sarò. Ho provato ad aprirlo a fatica, ho visto che è pieno di neve, povero baito.
Eh sì, purtroppo il baito è pieno di neve. Mi dispiace non pulirlo, però sono da solo, sono le 6 ormai. Io devo tornare giù, non ho neanche, diciamo, le forze per riuscire a pulirlo tutto da solo in così poco tempo. Mi dispiace, ma tornerò giù. Siamo ritornati dal capitano che ancora scava. Lo potremmo chiamare Miguello Caterpillar perché qua abbiamo fatto un buco di 1 metro. Qua si riesce a vedere la mia traccia di discesa e adesso dai, do una mano, poi montiamo la tenda. Color-coded just to keep me sane. My world is finally starting to take shape. Ed ecco qua la base creata. È un 3x3, molto faticoso, è stata lunga, è un 3x3, 9 metri quadri, la tenda è posizionata lì. I see the stars and the planets soon follow. Expect to have the universe by tomorrow. Just sit back and relax, don't worry. The world can wait. No need to hurry. Getting harder to stay in control, but perfection is my only goal. Have to fight it 'cause I want. Che tramonto! Miguello cosa dice? Stavolta ci hanno premiato, anche se la nostra cima era lì, ma abbiamo visto anche poi dopo, grazie all'esplorazione di Bobby che era un po' complicata. Guarda qui, abbiamo una camera da letto di 9 metri quadri, con letto baldacchino. E niente, ci infiliamo in tenda, ho fatto 2 fotine molto belle secondo noi. E niente, sono le 10, ci infiliamo nel letto perché ora basta, ci stanchi, oggi ci abbiamo dato, ciao. Buona, a domattina. E buongiorno, sono le 7:40, questa è la vista, stupenda, sono meno 3 gradi e tira un vento veramente poco simpatico. Che figo, in questo momento non si affonda neanche nella neve, è talmente dura che non si affonda. Ho tirato questo vento tutta la notte, ma va bene così, la notte è stata bollente. Campo Rom a 2250 metri. Adesso facciamo gli zaini, smontiamo la tenda, iniziamo a richiudere il buco da noi creato e ci avviamo verso valle. Sarà un lavoro un po' lungo. Siamo pronti a ripartire, Miguello carico, barrettina e let's go. Qua abbiamo richiuso al meglio che potevamo, diciamo, il nostro buco. Cambiamo tracce, non seguiamo quelle di ieri. La neve è bella dura, fantastica per camminare ora. Ci troviamo fra le dune. Vediamo il Miguello là sotto. Valanghe assestate, comunque vecchie. Che figata. Le dune del Lago Rai meridionale, chiamiamole così, dai. Che sound! Che sound! Camminare sulla neve in queste condizioni è veramente un piacere. È una pendenza atroce. Qua possiamo vedere il nostro tracciato di ieri e ora abbiamo cambiato tracciato, molto meglio questo. Dicevano che le dune erano nel deserto, vero Miki? Non solo, si trovano anche qua.
Siamo ritornati nel bosco. La neve ovviamente peggiora, come si può vedere. Siamo ufficialmente usciti dal bosco. Tra pochi metri in realtà la neve poi finisce e ci toglieremo le ciaspolone. Abbiamo tolto. Ora parte in teoria. La neve ormai è bella che è sparita. Fa caldo. Siamo arrivati alla macchina. Ora torniamo a casa. La notte è stata molto calda, siamo arrivati a meno 4 gradi, tanto vento, percepiti molto più bassi. A dislivello totale, diciamo, Miki si è fermato a 1000, comunque tanta roba. Io sono arrivato sui 1150-1200. Poi che salamino! Taglia, taglia, taglia. Sto formaggio, ragazzi, è il formaggio più buono del mondo, è squisito. Basta, il video finisce qua. Alla prossima escursione con quello là dietro.